Benvenuti, benvenuti. Ne abbiamo già parlato, ma senza che una delle prime cose a cui pensi di dover rinunciare è la macchina, no? Ad esempio. Sì, ma il problema qua è che uno deve rinunciare alla macchina anche se ha Iskei adesso. Sì, perché il problema è che oggi non ci sono proprio più macchine in concessionario. Mancano le materie prime. E lì pensi, no, che cosa sarebbe la nostra vita senza l'automobile? La possibilità di instaurare un rapporto quasi fraterno con persone quali il meccanico. Alla che mi e macchine è giusto, noi resuscito. Ecco qua, non serve un meccanico, serve un defibrillatore. E quindi 500 euro bastano? Sì, pa' buttarla via. No, ero appena arrivato, ci ho messo un attimo, non avevo moneta, si è appena morta mia nonna. Oh, ma ti sa che ti sei proprio un bastardo. La possibilità che ci offre di gustare le primizie della nostra straordinaria cucina nazionale. Un camogli, un rustichello e 2 coche. 178 euro. Cling! Di tenere viva la nostra attenzione. Ma sono passato di qua 5 minuti fa, ma quando sì che ha fatto a sta rotonda? E di arrivare alla nostra meta sempre rilassati. Sì, oh, ma dobbiamo arrivare fino a casa a 23 km all'ora. Ecco, è il capeo, Gavaria giura, vecchio col capeo. Ma la colpa non sei neanche tua, la colpa è di chi continua a rinnovarti la patente. Scommetto che il è a foto col capeo anche a sua patente. E allora potremmo mai rinunciare a tutto questo? Non apparirebbe tutto vuoto e senza senso? Ricordi quel giorno in cui sei entrato al concessionario? Sembrava che aspettassi solo te. Sembrava che avesse pronunciato addirittura il tuo nome. Prendimi, sono tua. E come un bambino con in mano un vasetto di Nutella, non stavi nella pelle. Ma sembrava che Babbo Natale in persona ti avesse messo in mano il tuo regalo preferito e ti avesse detto: oh oh oh, eccolo, puoi scartarlo e giocarci tutto il giorno. Giorno che sarebbe stato il più bello e felice di tutta la tua vita. Bella, nera, sportiva, cabrio. E col venditore avevi pure azzardato. È lei, la prendo. Sì? Sì, davvero, Va sicuro. bene, sì. No, l'unica cosa, Ah, ecco. devo prima Dillo. parlarne con mia moglie. Ah, vedi, questa macchina lui non la prenderà mai. O perlomeno non questa. E infatti appena arrivata la moglie al concessionario. Si mette a fissare la macchina senza nemmeno il bisogno di parlare. Amore, cosa dici? Ti piace? Non ti piace? Amore, guarda che è nuovissima, ci danno 7 anni di garanzia, il motore è silenziosissimo, anche se si tratterebbe di un turbo diesel ibrido di ultimissima generazione, e poi consuma pochissimo. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Ah, l'ABS, airbag, cerchi in lega. Ma una donna in macchina è già tanto se si ricorda di mettere la benzina, no? Le chiedi, hai pagato il bollo? Bollo? Hai fatto il tagliando? Tagliando? All'uomo interessano tutte queste caratteristiche tecniche, potenza, cilindrata, cavalli. Per la donna a cavalli è solo uno stilista. La donna compra con gli occhi. A me piace quella. Quale? Quella con gli specchietti rosa, i maniglioni fucsia e il lettore MP3. La Pinky Pinko. 49.000 euro, amore, ma ti sei fulminata. Poi io quella l'ho guardata prima, guarda che come prestazioni non è un granché, Beh, non sarebbe l'unico caso in famiglia, ecco. Quella lì è troppo piccola, guarda lì il bagagliaio, non c'è nemmeno posto per il passeggino. Il passeggino? Ma se sei in menopausa da 10 anni? No, Vai. perché per il codino ho detto, dai, fate sti 20 secondi. Che in cui guidate, lui e lui si inventa qualcosa. No, lui insulta quello lì davanti col insulta quello lì cappello. davanti, insulta, no? No, insulta quello dietro la telecamera, lì, 1 e 1, 2, dai. Oh, beh, c'è col cappello!